Maxi frode nel settore high-tech. Le Fiamme Gialle accertano false fatture per oltre 240 milioni di euro e sequestrano, a tutela del danno erariale per l'IVA evasa, una lussuosa villa con piscina a Monteberico, appartamenti, terreni, auto, quote societarie e denaro. I beni posti sotto sequestro a 6 persone della provincia di Vicenza hanno un valore di 17 milioni e mezzo di euro. Si tratta dell'ennesima frode carosello. Con le false fatture si documentava la vendita fittizia di processori a 14 società con sede in Olanda, Regno Unito e Lussemburgo. In realtà venivano venduti sotto costo a società italiane. 33 di queste sono state individuate dai finanzieri e hanno sede a Vicenza, Milano, Varese, Bologna, Napoli e Caserta. 21 persone sono state denunciate per reati fiscali alla Procura Berica. Ad aiutare le Fiamme Gialle nella scoperta dell'imbroglio, il rinvenimento di alcune agende nelle quali l'amministratore della principale società vicentina coinvolta annotava l'intero percorso fittizio dei prodotti, con i prezzi di acquisto e vendita già stabiliti a tavolino.